Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Pochi, lenti e vuoti i treni che viaggiano sui binari calabresi. Il rapporto pendolari di Legambiente evidenzia che nonostante gli investimenti degli ultimi anni resta molto da fare per ammodernare la linea e il parco mezzi. Recuperato il corpo del 23enne francese scomparso a Longobardi, era in un dirupo, operazioni rese difficili dalla zona impervia. Inchiesta a Metropolis, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha condannato molti degli imputati che in primo grado erano stati assolti dal Tribunale di Locri. In Italia le era stato promesso un lavoro da parrucchiera, invece sta venduta e costretta a prostituirsi. 10 anni di inferno e violenze, ha trovato il coraggio di denunciare, arrestato dalla polizia un 36enne a Corigliano Calabro. Doris Lomoro dice addio alla politica, non si ricandiderà, tornerò a fare, dice il magistrato. Istituita la consulta calabrese dei piccoli comuni, composta da 16 componenti e un coordinatore, l'ha decisa l'Anci Calabria nel corso della riunione che si è svolta a Lamezia. Si torna in campo in Serie C dopo la lunga sosta e con la sessione invernale di calciomercato ancora aperta. Il Cosenza ospiterà in notturna il Matera, mentre il Catanzaro e la Reggina affronteranno rispettivamente Juve Stabia e Paganese. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano il rapporto di Legambiente proprio sullo stato di salute dei binari e dei trasporti in Calabria. Nella nostra regione i convogli sono pochi, vecchi, lenti e vuoti. Negli ultimi anni sono stati fatti importanti investimenti, ma resta molto da fare per ammodernare sia le linee che il parco mezzi e convincere i calabresi a scegliere il trasporto su rotaia. Ci racconta tutto Gianluca Pasqua. Il collegamento ferroviario tra Cosenza e Crotone è l'emblema della arretratezza del sistema calabrese. Per percorrere i 115 km che separano i due capoluoghi di provincia si impiegano come minimo 3 ore, ma in alcune fasce orarie, in giorni festivi, possono servirne più di 5. Da qualche anno non c'è un collegamento diretto, dunque bisogna effettuare almeno un cambio. Nella migliore delle ipotesi si viaggia a una velocità, si fa per dire, di 38,3 km/h, ritmo da corsa in bicicletta. Inevitabile che i viaggiatori scelgano con più frequenza il trasporto su gomma. È uno dei tanti dati evidenziati da Legambiente nel rapporto Pendolaria, una fotografia drammatica della situazione del trasporto su ferro in Italia e in particolare al sud, con la Calabria che ha poche luci e molte ombre. La nostra regione è attraversata da pochi treni veloci che invece sfrecciano al centro-nord e i convogli in circolazione hanno un'età media di 19,2 anni contro la media nazionale di 16,8 che scende a 13,3 al nord. Vecchi, lenti e sempre più vuoti. Basti pensare che nel 2011 viaggiavano 26.000 persone all'anno. Nel 2016 in Calabria sono salite sui vagoni 22.400 persone, con una diminuzione del 13,8%. Tutto questo mentre si assiste da tempo al taglio di servizi e al contestuale aumento dei costi. I viaggiatori calabresi possono contare su 347 corse, hanno subito però il 26,4% di riduzione dei servizi e pagano il 20% in più rispetto al passato per muoversi sui binari. Alcuni interventi sia infrastrutturali sia relativi ai servizi sono finalmente partiti anche in Calabria, nonostante ancora moltissimo debba essere fatto. Nel quadriennio 2013-2017 sono stati stanziati 394 milioni. Un esempio positivo è il servizio del treno Tamburello. Si tratta del collegamento Merito-Portosalvo-Reggio Calabria-Rosarno. Anche la Reggio Calabria-Taranto sulla ferrovia ionica ha visto piccoli passi in avanti. Sono infatti state introdotte 2 coppie di intercity. Migliora la situazione della linea Catanzaro-Lido-Lamezia Terme e a fine 2017 è stato velocizzato il collegamento tra Roma e Reggio Calabria di circa 30 minuti grazie all'instradamento via Napoli a Fragola. La stazione Lamezia Terme San Biase, segnalata per anni come degradata e in abbandono, ha visto nel corso del 2016 l'avvio di lavori di ristrutturazione. A Vagliolise e a Cosenza i viaggiatori denunciano la mancanza di sicurezza e sporcizia e a Paola abbiamo segnalato diverse mancanze che RFI ha promesso di eliminare nel 2018. Tutto questo mentre la galleria Santo Marco, che collega le stazioni di Paola e Cosenza, è chiusa dal 6 dicembre scorso, dopo il deragliamento di un treno regionale che ha provocato 11 feriti. Sul sinistro indaga la procura di Paola.
Legambiente auspica un ruolo più incisivo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, chiede più treni sulle linee ferroviarie, soprattutto quelle del sud, e investimenti infrastrutturali nelle città. La cronaca: è stato recuperato il corpo del 23enne francese scomparso a Longobardi, era in un dirupo, operazioni rese difficili dalla zona impervia. Vediamo. Sono andate avanti per ore le operazioni di recupero del corpo del 23enne francese, il cui cadavere è stato individuato in una zona di campagna sulle colline tra Fiumefreddo-Bruzio e Longobardi, nel Cosentino. Ecco i vigili del fuoco al lavoro, un'area impervia che ha reso difficile l'intervento. Sul posto anche un elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco proveniente da Salerno. Il gruppo SAF dei vigili, munito di motosega, ha effettuato una discesa per ripulire la zona dalle erbe e altro materiale, per permettere poi ai soccorsi di essere in grado di effettuare le manovre di recupero velocemente. Il giovane, lo ricordiamo, era scomparso martedì scorso. Ieri il tragico epilogo della vicenda. Il corpo senza vita del 23enne è stato individuato in un fossato distante circa 500 metri in linea d'aria dal luogo dove era stato trovato il furgoncino in uso al ragazzo. Nella stessa zona poi era stato rintracciato anche il suo cane. Secondo gli inquirenti il 23enne potrebbe essere caduto accidentalmente nel dirupo. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. Inchiesta Metropolis: la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha condannato molti degli imputati del procedimento che in prima istanza erano stati assolti dal Tribunale di Locri. Vediamo. L'inchiesta Metropolis ha conosciuto un altro capitolo del suo percorso giudiziario. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha condannato numerosi indagati mandati a processo e sottoposti ovviamente già al primo grado di giudizio, contro il quale la direzione distrettuale antimafia aveva fatto ricorso in appello. L'operazione aveva messo in evidenza gli interessi illeciti delle cosche Aquino, di Marina, di Gioiosa, Ionica e Morabito, di Africo, nel settore dell'edilizia. I giudici di appello hanno riconosciuto colpevole Rocco Aquino, considerato capo dell'omonimo clan, è stato condannato a 6 anni. I PM della Procura di Reggio avevano incentrato molto del loro ricorso sulla sua posizione, in quanto Aquino si sarebbe servito di molti prestanome per sfuggire ai controlli. Ed è in ragione di ciò che nell'inchiesta fu coinvolto anche l'ingegnere Bruno Verdiglione, che avrebbe coordinato e gestito molti progetti per conto degli Aquino. Il professionista imprenditore è stato condannato a 7 anni di reclusione. Riconosciuto colpevole anche Rocco Morabito di Africo, considerato esponente di spicco dell'omonima cosca. La condanna è stata di 3 anni e 4 mesi e per questo è stato rimesso in libertà. Infatti Morabito aveva svolto una lunga carcerazione preventiva e bisogna dire per la cronaca che è stato anche assolto dai reati più gravi. Nell'indagine era finito tale Fitzsimmons, un irlandese, che i PM in un primo momento consideravano fosse una sorta di testa di ponte dell'IRA per gli affari economici. Per l'irlandese gli stessi PM hanno poi chiesto l'assoluzione. Una brutta storia di minacce e violenze ha indotto una giovane romena a prostituirsi. Oggi è stato arrestato dalla polizia a Corigliano Calabro. Vediamo. 10 anni di inferno finiti oggi con l'arresto a Corigliano Calabro di un 36enne. Le indagini della polizia, coordinate dalla procura di Castrovillari, hanno ricostruito la storia di una ragazza romena arrivata in Italia con la promessa di un lavoro da parrucchiera ed invece venduta e avviata da subito alla prostituzione con violenze e minacce. La donna, controllata sul posto di lavoro, è costretta a consegnare allo sfruttatore i guadagni della giornata. Una schiava che ha tentato di ribellarsi, ma l'uomo, secondo quanto ricostruito, oltre a colpirla con calci e pugni, le avrebbe fatto colare della plastica bollente sul ventre dopo aver bruciato una busta. In un'occasione la vittima è stata anche ferita con un coltello. L'uomo avrebbe anche minacciato di fare del male alla figlia rimasta in Romania. Solo quando è riuscita a ricongiungersi con la piccola, la donna ha trovato il coraggio di denunciare il suo persecutore. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è accusato di induzione e sfruttamento della prostituzione. Istituita la Consulta Calabrese dei Piccoli Comuni, composta da 16 componenti ed un coordinatore, lo ha deciso l'Anci Calabria nel corso di una riunione che si è tenuta alla Mezzia Terme. Vediamo.
Circa l'80% dei comuni nella nostra regione, per intenderci quelli sotto i 5.000 abitanti, costituiranno la Consulta Calabrese dei Piccoli Comuni, organismo statutario formato da 16 componenti e un coordinatore. Questo è l'argomento affrontato nel corso dell'assemblea convocata dal presidente Gianluca Callipo alla Mezzia Terme per focalizzare l'attenzione di sindaci e amministratori sulle novità introdotte dalla nuova legge che riguarda i territori con un numero contenuto di residenti. La Consulta dei Piccoli Comuni è un organismo importante nell'ambito della nostra associazione perché rappresenta le istanze, i bisogni, le proposte che arrivano dalle comunità fino a 5.000 abitanti, nel caso della Calabria rappresentano l'80% dei comuni e quindi il rappresentante che oggi si eleggerà insieme al coordinamento che qui andremo ad eleggere sarà un pezzo importante dell'attività che come ANCI porteremo avanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni, soprattutto rispetto al confronto con il livello regionale e perché no anche nazionale per alzare la voce rispetto alle istanze che noi sottoponiamo all'attenzione dei livelli istituzionali superiori. Questo è l'ennesimo passo in avanti verso il cammino di ricostruzione dell'ANCI Calabria per dare piena operatività all'associazione che riunisce le amministrazioni comunali del territorio, dai fondi PAC a quelli provenienti dall'Europa, fino a una serie di semplificazioni amministrative finalizzate a rendere meno gravosi gli adempimenti nei territori con un numero contenuto di abitanti. Questi temi affrontati quest'oggi nel corso della riunione, che si propone inoltre di consolidare ulteriormente la capacità rappresentativa dell'associazione, dando voce e visibilità alle problematiche che riguardano i piccoli comuni. Stiamo anche costituendo delle apposite commissioni di lavoro al nostro interno per affrontare le tematiche da quelle più urgenti, per esempio legate al lato rifiuti e quindi alla gestione dei rifiuti che durante il 2018 passerà in toto in capo alle amministrazioni comunali, alle sollecitazioni legate invece all'avvio del sistema idrico calabrese che anche lì vedrà un passaggio importante di competenze ai comuni, al confronto con la regione costante che è doveroso che ci sia, la regione è doveroso che ci ascolti e noi dobbiamo anche arrivare con proposte, non solo con sottoponendo problemi sulle varie tematiche che vanno dalla gestione dei PAC all'utilizzo dei fondi comunitari. Su tutto questo saremo propositivi e ci auguriamo che ci possa essere appunto sempre un confronto costante e soprattutto che poi porti risultati concreti. Restiamo alla Mezzia, esperti a confronto sulla messa in sicurezza del territorio. È necessario, è stato sottolineato, un piano organico di interventi. Vediamo. La fragilità del territorio calabrese è cosa ben nota. Alluvioni, frane, smottamenti, terremoti che negli anni hanno segnato profondamente molte zone della regione, eppure poco o nulla è stato fatto per la messa in sicurezza del territorio. La problematica è stata affrontata alla Mezzia nel corso di un incontro pubblico organizzato dall'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica, Coordinamento Calabria, e dall'Associazione fra ex consiglieri regionali della Calabria. Per mitigare i rischi, è stato sottolineato, oggi più che mai è necessario un programma organico di interventi. Organico vuol dire che deve coinvolgere vari settori. Purtroppo negli anni passati in Calabria per mettere in sicurezza il territorio si sono coltivati tanti orticelli, ognuno per i propri interessi politici, economici, anche purtroppo di malaffare, e quindi sono tante camere stagne che sono rimaste separate. Allora secondo me ci deve essere un referente centrale che deve pensare ad uno sviluppo organico della messa in sicurezza del territorio. E poi la messa in sicurezza ovviamente deve passare anche dalla forza lavoro. Noi abbiamo un patrimonio, 7.000 operai forestali, che sono un patrimonio che non è quasi nessuna regione d'Italia ha. Però questi operai forestali ormai sono un retaggio del passato che va valorizzato. È assurdo pensare che gli operai forestali possano pulire i fiumi solamente con la pala e il piccone, no? Devono utilizzare mezzi meccanici
ma soprattutto devono essere coordinati. Il complesso delle problematiche e delle opportunità che il territorio calabrese presenta dunque necessitano di interventi programmati. Per far sì che abbiamo una sicurezza, o se non una sicurezza, una riduzione del rischio al quale siamo sottoposti, c'è bisogno di responsabilità molto grande da parte della politica, delle amministrazioni, ma anche dei cittadini. C'è bisogno di programmare nel tempo dove bisogna insediare alcune cose e dove invece bisogna evitarle assolutamente, e c'è bisogno di una attenzione da parte del comune cittadino a far sì che certe cose si svolgano in un posto piuttosto che in un altro. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza Antonio Marziale attacca la preside dell'istituto che nei giorni scorsi aveva convocato proprio un'assemblea per difendersi dai rilievi fatti dalla magistratura. Vediamo. E ancora la preside del Piria di Rosarno, Maria Rosaria Russo, a far discutere. Dopo la denuncia fatta sul palco dell'auditorium dell'istituto del dirigente scolastico su alcune inchieste della magistratura che l'hanno toccata, arriva la risposta piccata del garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria. Antonio Marziale: non è accettabile che una dirigente scolastica convochi un'assemblea di istituto coinvolgendo gli studenti per difendersi da rilievi mossigli dalla magistratura. La preside Russo, attraverso uno spettacolo denuncia fatto qualche giorno fa, aveva lanciato l'allarme per ribadire l'estraneità della sua persona su alcuni episodi che l'hanno vista protagonista insieme alla presidente dell'associazione Riferimenti Adriana Musella, indagate entrambe dalla procura di Reggio Calabria, e arrivando alla decisione, aveva detto la preside, di mollare tutti i mandati di gestione dei beni confiscati alla mafia e di lasciare il posto di dirigente all'Istituto Piria dal 2019. È sacro è legittimo che una persona si difenda da accuse che ritiene essere infondate, spiega il garante, ma non si ravvede il benché minimo motivo di coinvolgere gli studenti. Non è l'ambito scolastico il luogo della difesa e soprattutto non sono gli studenti i destinatari di vicende che devono necessariamente essere affrontate nelle sedi competenti. Per Marziale è urgente e necessario che la direzione scolastica generale regionale valuti gli accadimenti ed impedisca che la scuola diventi teatro di manifestazioni personali e dai contenuti collusivi con il senso autentico di rispetto dovuto alle istituzioni e alla legalità. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Sale a 3 il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Paola. Infatti c'è un terzo ferroviere indagato per l'incidente avvenuto nella Galleria Santo Marco il 6 dicembre scorso. Si tratta di un addetto alla sicurezza di Paola, iscritto nel registro degli indagati insieme ad un dirigente di RFI e al macchinista. Tutti e 3 sono indagati per disastro colposo e per aver omesso i controlli sul tratto ferroviario. Nascondeva nel centro di accoglienza in cui è ospitato della droga. Per questo migrante della Sierra Leone di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri di Chiaravalle Centrale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello zainetto i militari hanno trovato un barattolo di caramelle contenente 12 grammi di eroina e uno di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta. Il GIP del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l'arresto senza disporre ulteriori misure nei confronti dell'indagato. I carabinieri forestali di Ciro hanno sequestrato un capannone realizzato abusivamente in località Manca della Casa di Strongoli. La costruzione è stata individuata in un'area coltivata ad uliveti. Il responsabile, un uomo di 43 anni residente a Strongoli, è stato denunciato per abusivismo edilizio. Il sequestro è stato convalidato dal GIP di Crotone. Avrebbe fatto esplodere un ordigno artigianale vicino a alcuni cartelloni pubblicitari lungo la strada a Pianopoli. Successivamente è stato trovato in possesso di una motocicletta rubata. Infine, il 18 dicembre scorso non si è fermato all'alto di una pattuglia della Finanza. Fu fermato solo dopo un lungo inseguimento in auto, nel corso del quale sperano la vettura delle fiamme gialle. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Lamezia hanno arrestato un 25enne, autore di diversi reati, arresto disposto dal GIP di Lamezia. Appiccio adesso per l'iniziativa della Proloco di Vibo, un'opportunità di lavoro per gli studenti dell'Istituto Alberghiero. Vediamo. Se la provincia di Vibo Valentia rappresenta il territorio calabrese in maggiore vocazione turistica, è possibile che sia questa la strada da imboccare per risolvere l'atavico problema della disoccupazione giovanile? La risposta dovrebbe essere scontata, eppure non è così, non è ancora così. Perché? Cosa manca? Cosa si può fare?
La Proloco di Vibo Valentia prova ad offrire una prima risposta rivolgendosi direttamente a quei ragazzi che hanno scelto di indirizzare i propri studi nell'ambito turistico alberghiero e così tra il 26 febbraio e il 3 marzo sarà possibile confrontarsi con i principali esperti del settore. Ci sarà una settimana in collaborazione con Job in Tourism e TFP Summit che sarà a Milano il 1 febbraio 2018. Qui invece a Vibo farà unica tappa regionale il 26 febbraio 2018 per 7 giorni, 6 giorni i ragazzi avranno possibilità di confrontarsi con le varie accademie, corsi di formazione, recruiting day, quindi opportunità di lavoro per i giovani che escono dalle scuole superiori, insomma una Proloco che dà possibilità ai giovani di occupazione e di formazione in una città dove la disoccupazione è ai massimi livelli. Quanto è importante questo contatto con aziende di questo livello? L'importanza è notevole in quanto Job in Tourism ha subito sposato l'iniziativa favorendo l'inclusione sia della Proloco nel programma regionale Comunica Tappa Regionale sia della PT Calabria, dell'azienda di promozione turistica Calabria, quindi la città di Vibo per una volta si distinguerà per il positivo, per avere un'unica tappa regionale di occupazione per giovani calabresi non solo della provincia e della città ma dell'intera regione Calabria. Si torna in campo in Serie C dopo la lunga sosta e con la sessione invernale di calciomercato ancora aperta. Vediamo. Il Crotone riabbraccia Ricci alla vigilia della trasferta di Verona, sarà a disposizione di Zenga e spera di regalare emozioni come quelle vissute durante la storica promozione nella massima serie. Ho passato un anno a Sassuolo, diciamo, è stato importante, ho giocato anche in Europa League. E ho avuto qualche problema fisico, ora sono qui dopo questa metà stagione a Genova, diciamo, ci sono state un'alternanza di situazioni e sì, sono tornato qui per far bene, perché ci tengo molto alla società e alla città che mi ha dato sempre l'opportunità di poter sfruttare al meglio le mie potenzialità. In Serie C adesso sì che è una sfida play-off, Cosenza Matera vale un po' di più dei 3 punti in palio. Qualche settimana fa la formazione di Braia guardava dal basso verso l'alto, quella di Auteri. Domani al Marulla potrebbe invece concretizzarsi l'aggancio in classifica con i lucani, avanti di 3 punti dopo la restituzione della penalizzazione inflitta per le presunte irregolarità della fideiussione. Gara in notturna e possibilità di vedere all'opera i nuovi innesti. Il mercato di gennaio ha portato in dote Perez e Okereke al Cosenza, Gigli e Di Livio, gli ultimi arrivati alla corte del presidente Columella. Il tecnico rossoblù non avrà a disposizione Palmiero squalificato, ma potrà contare sul rientro di Domenico Mungo, recuperato dopo l'infortunio subito nel derby con il Rende. La Regina presenta Castiglia e Azio Osmanovic a poche ore dalla sfida al Granillo con la Paganese. Gli Amaranto, dopo la vittoria prima della sosta, puntano a continuare nella striscia positiva e a risollevare la propria posizione in classifica. Il Catanzaro invece, che dovrà risolvere alcune scaramucce interne con Sirri, non convocato per la trasferta di Castellammare, e l'attaccante Icardi, richiesto dalla Virtus Entella, spera comunque di trovare concentrazione per superare indenne la trasferta contro le Vespe. Non è facile tenere alto l'impegno con la sessione del calciomercato ancora aperta, ma mister Dionigi spera di riuscirci e tornare a fare bene, così come è accaduto nella prima fase di stagione. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. Dopo la debole instabilità che ci sta interessando oggi, nella giornata di domenica saremo interessati da un rapido peggioramento causato da una saccatura che tenderà ad affondare con maggiore decisione sui Balcani ed Europa orientale, sfiorando appena la nostra regione. Diamo quindi uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime ore. Domenica condizioni di instabilità un po' su tutta la regione. Attesi rovesci sparsi in particolare sui versanti tirrenici e qualche debole nevicata su Pollino, Sila ed Aspromonte, ma a quote alte. Temperature sopra le medie del periodo. Diamo ora uno sguardo a mare e venti. Domenica molto mosso il Tirreno, mosso lo Ionio. Venti moderati dai quadranti occidentali.
Per ulteriori approfondimenti vi rimando, come di consueto, al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, la puntata odierna termina qui, io auguro a tutti voi un felice weekend. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava in messa in onda, a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.